Ciao a tutti Piadaroli, allora volevo fare un video prima della nuova partita multiplayer che andrò a caricare di Shogun 2 Fall of the Samurai. Volevo avvisare che da mercoledì, che sarebbe, aspetta che guardo nel calendario, che da mercoledì 28 fino a sabato 31, mattina, io cioè, sarò via per lavoro all'estero, per cui non credo di riuscire a caricare, registrare e montare dei video a meno che non ho il culo di trovare la sera in albergo il wifi gratuito. Per cui adesso faccio questo video per salutare e poi dopo riprendo da sabato nel weekend, riprendo a caricare come al solito, uno al giorno, o se non riesco uno ogni due. Per cui niente, adesso andrò a postare questa nuova partita dove c'è secondo me una bella partita dove sto cominciando comunque a ingranare con queste nuove tipologie di truppe. Mi avete scritto nei commenti precedenti che io ho seguito la nuova via, la vecchia via dei samurai. Praticamente non è proprio così, nel senso che comunque la nuova via è Fall of the Samurai, la vecchia via è Shogun normale, cioè puoi trovare comunque se permetti nelle classificate o nelle partite ostate gli avatar misti, puoi trovarti sia gente contro che ha truppe del vecchio Shogun o gente contro che ha le truppe del nuovo Shogun se utilizzi l'avatar vecchio, per cui non è, cioè la vecchia via la preferisco in ogni caso ai fucili perché mi piacciono di più, quindi in quel senso lì sì, io preferisco la vecchia via, ma comunque mi stanno piacendo anche queste nuove unità. Devo un po' ancora prenderci confidenza perché ovviamente ho appena cominciato a giocarci, però comunque prediligo tra i due il vecchio Shogun, questo ve lo assicuro. E niente, facciamo che adesso facciamo partire la seconda partita multiplayer che andrò a caricare. Ciao a tutti, buona visione. Il mio avversario si chiama Egorek, era di livello 4, io sono di livello 3 e sembrava fortissimo, però vedremo comunque fa molti sbagli e adesso vi farò vedere perché. Allora, praticamente io adesso finalmente sono riuscito a sbloccare diverse truppe, diciamo, di fucilieri che mi hanno fatto diventare un po' più competitivo, diciamo. Praticamente adesso sono arrivate le fanterie Orso Bianco, che sono molto buone come tipo, come fanteria con i fucili, e me ne sono messe, qui era una partita a fondi medi, comunque 1, 2, 3, 4, 5 di quelle di fucilieri. O mi sono messe due unità di katane, una veterana che ho cominciato già a fare dei veterani, e l'altra invece liscia, perché ancora non le ho, comunque sono due katane che utilizzo per accerchiare se ne ho bisogno. Accerchio i fucilieri mentre sono impegnati nella schermaglia contro i miei e mi danno una bella mano. Due Ashigaru con gli ari, diciamo che li chiamo lancieri di leva, ma sono poi la stregua di Ashigaru con gli ari, che mi servono contro le cavallerie avversarie, il mio generale, e quattro unità di cavalleria, che è il massimo che si può utilizzare, io lo utilizzo per andare a prendermi i doji in genere, o comunque per contrastare le cavallerie avversarie, che non ho mai visto uno sotto i 3 o sotto i 4, diciamo. E niente, cominciamo a vedere subito cosa succede. Ovviamente che ci comincia, avanzo io perché lui non ne ha diciamo voglia. Qui c'è il dojo dell'armatura, che vedrete che riuscirò a conquistarmi, qua su in alto c'è il dojo della spada che mi dà più attacco, e andrò a conquistarmi anche quello, e intanto mi posiziono, dovrei adesso cominciare a posizionarmi tre unità di cavallerie e mettermele qua, e una intanto a mandarla qui al dojo. Lui comincia a avanzare anche lui. Lui praticamente si è messo un sacco di katane con attacco 17, quindi penso che sia una katana un po' più superiore alle mie. Ne ha 1, 2, 3, 4 unità di katana. Poi c'ha dei fucilieri abbastanza mediocri, 1, 2, 3, 4, 5, che sinceramente non sono tanto forti. Poi adesso la spuntano due cavallerie dei boschetti, che penso che vuole andare a prendere il dojo. Non ho capito cosa ha voluto fare lui con quella cavalleria. Tanto io sono venuto qua su, come avevo detto, con le mie contracavallerie rimango qui, che meno sfrutta la carica, lui mi porta i lancieri qua perché ha visto il mio spostamento, e intanto qui scendo da cavallo con la quarta per prendermi il dojo della spada. Lui sta fermo ovviamente, allora io avanzo, poi cerca di prendermi anche questo dojo qua. Poi ci sono queste due cavallerie che rimangono qua, che adesso lui nasconde, poi tanto non farà in tempo di utilizzare, e adesso vedrete che manovrina che faccio con la mia di cavalleria. Che poi manovrina. Se quando uno ha il controllo della cavalleria è molto più avvantaggiato, non c'è niente da dire. Lui l'altro errore che fa non tiene molto larghi questi fucilieri, ce li tiene in tre file, quanti sono? 3-4 file.
tre file di fucilieri, invece andrebbero tenuti più larghi possibile, e così ne sparano di meno. Vediamo da questa visuale. Mando avanti un pochettino. Ah, ecco, qui comincio, visto che vedo che lui le cavallerie le tiene là ferme, si è messo con i lancieri tutti da questa parte, e intanto comincia un po' a creargli un po' di scombussolamento, perché tanto visto che ne ha solo due lui, no? Per cui anche se mi viene ad attaccare vinco io con le mie tre. E quindi comincio a fare un po' di giro qua dietro per cercare di scordinargli un po' le idee, e intanto organizzarmi io. Io i miei lancieri intanto me li porto sul lato mio sinistro, suo destro, dove ho visto che c'ha le cavallerie lui qui, quindi almeno se mi combina ad attaccare i fianchi me li difendo. Qui intanto comincio a fare tutto il bel giretto, lui si sposta sempre sui lancieri, tra un po' potrebbe. E faccio in modo un pochettino, praticamente faccio in modo, intanto qui intanto una volta che ho finito di prendere il dojo della spada, così almeno ho recuperato il vantaggio con le mie katane, che sono andate di livello 17 anche le mie. Intanto qui sto avanzando, visto che lui non avanzava con i suoi fucilieri, prendo un po' di spari, però adesso mi metto in modo tale da riuscire a colpirlo anch'io, perché qui c'avevo il dojo e quindi non mi si sarebbe esteso l'ultimo, per evitare di perdere completamente subito una di fanteria di linea. Mi sono messo tutto bello largo, adesso comincio a sparare anch'io. Comunque i miei sono molto superiori ai suoi, poi lui, come ripeto, lui come dicevo si è messo in tre file. Lui sposta i suoi lancieri, intanto così lo tengo un po' occupato. Faccio finta di andare di qua, tanto lui mi spara col suo generale, penso. O sono le mie spade. Comunque, intanto lui, cioè faccio un po' da esca con queste due, e con l'altra gli carico da dietro qui le spade che mi ha lasciato completamente scoperte. E lui tanto mi continua a seguire quelle due che porto avanti e indietro. Tanto che gli faccio una bella carica da dietro. Infatti sta già lampeggiando, perché qui soffrono veramente tanto le cavallerie. Lui vede così e praticamente cosa fa adesso? Tiene fermi addirittura i lancieri. Proprio l'ho proprio scombinato questa partita. E lui ancora comunque le sue cavallerie le sta tenendo ferme, non le sta utilizzando. Questo è il livello 4, direi che sto giocando già da un po'. Visto che lui tiene fermi i lancieri, intanto gli carico anche il generale, che era andato in soccorso delle katane. Tanto che si continua a consumare cioè sto mandando in fuga anche i suoi moschetti, che sono veramente scarsi. Qui con queste tre cavallerie sto facendo un macello, e lui si comincia a avvicinare con le sue. Arriva adesso. Il loro generale è morto! E il loro generale muore. Praticamente. Quindi cosa faccio? Vedo che arrivano i lancieri, visto che avevo ucciso il generale, cerco di salvarmi le mie cavallerie. Comunque sono un po' decimate, però comunque ancora ne ho tre. Carico le su due che stanno arrivando, ma sto generale con i fucili dietro sono già mezze andate, e arrivo con l'altra cavalleria che me l'ho tenuta fresca contro quelle lì apposta e vedo lancieri. Avete trionfato sul nemico! E adesso praticamente la partita è finita. Pum 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 pum. Ci arrivano le katane, ma appena prendono un po' di spari, sono già lì che vanno in full. E va in full tutto. Io l'ho giocata molto bene, lui l'ha giocata un po' meno bene, però comunque è stata una bella partita. Bene, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto o comunque se trovate delle critiche anche negative mi va benissimo, perché purché comunque mi aiutino a crescere in maniera uniformandomi sempre di più ai gusti di chi mi segue, che siete poi voi iscritti. Per cui vi chiederei la cortesia, sia che se mettete mi piace o non mi piace, decidetelo voi se farlo, però comunque almeno dei commenti o anche con richieste, cioè mi fa piacere quando comunque vedo della gente che comunque mi segue e partecipa anche ai video, nel senso che mi chiede le cose sulle campagne, su multiplayer, o comunque mi potete dire sei un pirla, hai una voce che mi fa cagare, cioè più me ne fate, più mi date modo cioè non mi offendo, più me ne fate di questi commenti, anche positivi magari, grazie, però comunque non mi piacciono solo quelli negativi. Quindi più me li fate e più io riesco a migliorare poi il canale. Per cui vi ringrazio comunque per l'attenzione. Adesso vedrete un breve show di quello che vi propone il mio canale. Se siete già iscritti, con le playlist sono sempre molto aggiornate, poi adesso mano a mano farò delle mappe in fondo ai video a seconda del genere o del gioco,
e adesso vedremo un pochettino un po' un'escalation di quello che vi propone il mio canale. Ok. Allora. Adesso spero che li abbiano finiti. Abbiamo già seccati 3 di eserciti, porca boia. E qua intanto comincia a impostare le costruzioni, perché intanto che fa l'altro, l'altro giocatore può cominciare a impostare, diciamo, le costruzioni. Ovviamente non le dirò perché siamo iniziati insieme, quindi non è che posso dirgli adesso certo. alzo la fortezza per farmi più slot, più truppe, più tutto, cioè sei un coglione. Ecco, adesso che comincia lo scontro finale. Cerco di attirarlo qui vicino dove c'è le torrette, qui a bocca. E comincia lo scontro fra i nostri due ragazzi. Ok, così almeno ci vedono due rossi. E io ho aperto tutte praticamente le truppe aeree. E adesso seguo anche tutto il resto. Dopo le diriadi vanno giù come niente perché tra corpo a corpo e gargoyle insomma muoiono subito. Seccato il primo eroe, seccato il secondo eroe, lo concepisce che ha perso e se ne va. Infatti ha già lasciato la partita. E praticamente tutto l'esercito pieno.